Motivi della protesta delle associazioni venete nella sede del Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini, dove per noi c'è Angelo Pangrazio. A te Angelo. Buongiorno, il 18 febbraio saranno 8.000 gli imprenditori veneti che scenderanno a Roma nell'ambito della manifestazione convocata dalle associazioni di categoria di artigiani e commercianti. Palazzo Ferrofini ha ospitato i dirigenti di Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato e Casartigiani. Porte aperte per l'illustrazione delle ragioni della protesta che si terrà nella capitale. Troppi ostacoli burocratici alle attività imprenditoriali e alla creazione di nuovi posti di lavoro, è stato detto, mentre incombono un'alta pressione fiscale, una burocrazia oppressiva, la crisi del credito e i debiti della pubblica amministrazione. Ma ascoltiamo le voci di Giuseppe Sbalchiero e di Massimo Zanon, con le quali da Palazzo Ferrofini vi restituisco la linea. Noi vogliamo continuare a tenere le imprese aperte. E per far questo bisogna che cessi la burocrazia che sta opprimendo le imprese e soprattutto mette nelle condizioni di avere difficoltà di occupazione, che le tasse diventino quelle che sono nelle medie europee, che i costi delle energie rientrino, ma soprattutto la libertà di impresa che oggi non c'è. O si capisce che le priorità sono rilanciare il Paese in una visione sicuramente europea ma decisamente più competitiva, o corriamo il rischio di far chiudere e di mettere nella disperazione un numero sempre maggiore di persone, di imprese, di posti di lavoro. Dai magistrati di sorveglianza di Venezia una ordinanza per la vivibilità delle carceri, almeno